affinché Asimo possa aiutare davvero le persone è necessario che sappia salire e scendere le scale. Per noi è un gesto molto semplice, una cosa facile, ma voi avete mai pensato a quanti calcoli deve fare il nostro cervello, quanti muscoli entrano in azione nel compiere un gesto che per noi apparentemente è banale, come salire o scendere dei gradini? Pensate ai bambini piccoli, che sono magari capaci di camminare perfettamente diritti, ma nel momento in cui devono salire o scendere scale hanno di nuovo bisogno di gattonare. Ecco, ora chiederò ad Asimo di salire per noi la scala. Asimo, can you climb the stairs for us, please? Ok. Vi chiederei di ripensare al video che avete visto all'inizio, quello in cui si mostra l'evoluzione di Asimo. Sicuramente avrete notato i progressi che sono stati fatti nelle capacità motorie di questo robot, la maggiore velocità acquisita da Asimo nel camminare oppure nel salire le scale, come abbiamo visto. Ora chiederò ad Asimo di scendere le scale naturalmente. Are you ready, Asimo? No. Guarda, ci dà la scienza.